19enne che ha definito Turetta un modello, l'ha dichiarato Gino Cecchettin davanti agli studenti, riferendosi al ragazzo che ha minacciato la 18enne padovana terrorizzando anche la sua famiglia. È scalpore a Venezia per l'arresto di 2 tabaccai di Rialto accusati di collaborare con i borseggiatori. Con loro erano finiti in manette 2 romeni. Nonostante i fermi, la situazione in centro città rimane preoccupante. Mentre l'arresto dei tabaccai è diventato una canzone virale, l'assessore Costalonga torna sulla questione definendolo un vero e proprio tradimento alla città. La morte a Vidor di Alex Marangon, sono arrivati i reagenti chimici per completare gli esami tossicologici sul 25enne, diversi gli interrogativi che attendono ancora una risposta. Soddisfazione per l'avvenuta liberazione di Alfredo Schiavo, da 5 anni detenuto nelle carceri venezuelane, da speranza anche per la vicenda del cooperante italiano originario del Lido di Venezia, Trentini. Anche le penne nere veneziane pronte a partire per la 96esima donata nazionale di Biella dal 9 all'11 maggio, che le nostre emittenti seguiranno in diretta. Da Marghera a Venezia la 19esima mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia scalda i motori in vista dell'inaugurazione prevista per sabato. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Cominciamo dunque subito con le notizie. In primo piano le parole di Gino Cecchettin davanti agli studenti. Ha detto: vorrei parlare al 19enne che ha definito Turetta un modello, riferendosi al ragazzo che ha minacciato una 18enne padovana. Vorrei far provare a quel ragazzo una settimana della vita di Turetta oggi, una settimana della frustrazione che Filippo probabilmente ha vissuto quando non è riuscito a gestire quell'emozione. Forse dopo cambierebbe idea. Gino Cecchettin, parlando a una platea di studenti, si riferisce al 19enne che lunedì scorso ha fatto passare una giornata da incubo a una 18enne padovana e alla sua famiglia, minacciandola con forbici dopo averla trascinata in un luogo appartato nella zona di Mirano. 19enne che in un post sui social aveva definito Turetta un modello. Anche da un punto di vista razionale, ha continuato Cecchettin, non c'è niente da imitare. Io, se fossi un giovane di adesso, non vorrei minimamente essere paragonato al Turetta che ha fatto quelle azioni come mito o esempio. Veramente c'è tanto da fare se arriviamo a questo. Intanto il 19enne, che era stato intercettato dai carabinieri in provincia di Vicenza e portato in caserma, è stato rilasciato dopo 14 ore con obbligo di firma 4 volte la settimana. E ora la famiglia della ragazza è terrorizzata che torni e faccia del male a lei o qualcuno di loro. Ha spedito addirittura dei video girati nel giardino di casa della ragazza, in cui minaccia di uccidere i suoi animali domestici. I carabinieri, avrebbe raccontato la zia della giovane, ci hanno solo detto di proteggerla. Ma cosa dobbiamo fare? Chiuderla in casa? Temiamo per la nostra vita. Sul caso è intervenuta anche l'onorevole Semenzato. Come ho più volte dichiarato, non deve mai essere sottovalutato il racconto delle vittime dei reati di violenza di genere e domestica. Il legislatore, anche di recente, con la legge 168 del 2023, ha messo a disposizione della magistratura e delle forze dell'ordine una pluralità di misure cautelari e di prevenzione anche con riguardo ai cosiddetti reati spia, legittimato peraltro l'arresto in flagranza differita. Mi auguro che chi si sta occupando del caso stia valutando con la dovuta ponderatezza e soprattutto responsabilità il rischio che questa ragazza corre e a cui è esposta, perché la prevenzione è l'unica vera arma che noi abbiamo a disposizione contro la violenza di genere. Arrestati a Venezia 2 tabaccai di Rialto accusati di collaborare con i borseggiatori. L'aspetto è quello innocente e rassicurante di 2 giovani turiste che passeggiano come tante per Venezia. Ma a passo felpato, nella calca della calle, una delle 2 si avvicina pericolosamente alla borsa della signora che le cammina davanti. Dai, provaci, provaci! Per fortuna della turista, quella vera, a vegliare sul suo portafoglio c'era Monica Poli, la celebre lady pickpocket dei cittadini non distratti. Siamo a Rialto, a pochi passi dalla tabaccheria di San Salvador, i cui 2 titolari sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di aver trasformato il loro negozio in un centro in cui i borseggiatori potevano incassare contante utilizzando le carte di credito appena rubate. È cambiato qualcosa? Purtroppo assolutamente no, ci sono tantissime donne
borseggiatrici, facce nuove e anche uomini facce nuove. Stamattina praticamente stavo segnalando una borseggiatrice. Nel frattempo borseggiatrice che fa parte di un clan di uomini. Il pontile di Rialto, come si può vedere dal video, proprio sfacciata al massimo. Ecco signori, una ladrona sta cercando i suoi compari perché li ha persi. Monica Poli era stata aggredita con una stretta al collo proprio di fronte alla tabaccheria, oggi sottoposta a sequestro penale. Da anni tutti i borseggiatori sono censiti dai cittadini non distratti e la domanda che si sente rivolgere più spesso a Monica Poli è come mai, nonostante tutto, siano ancora a piede libero. Signori miei, intanto applichiamo le leggi e soprattutto l'interpretazione della legge e non si valuta il caso singolo, ma ci vuole l'aggravante dell'organizzazione criminale, perché lo sappiamo noi e lo sapete anche voi. Tra chi passa e saluta Monica Poli c'è anche un veneziano doc come Giovanni Giusto, consigliere comunale, delegato alle tradizioni ed esperto di Venezia. La mia idea personale da cittadino sarebbe una reazione senza precedenti e far capire che qua il territorio è meglio evitarlo. Dobbiamo confidare in quella che è sicuramente l'organizzazione delle forze dell'ordine. Bisognerebbe permettere ai residenti di poter collaborare in forma decisa, forte. Insomma, così da Venezia, ma questa vicenda è diventata anche una canzone, ma c'è anche il commento dell'assessore Costalonga. Tutti che se domanda dove si andai do tabaccheri, in Rio terrà dei pensieri, in Rio terrà dei pensieri. La vicenda dei due tabaccai di San Salvador, padre e figlio, oggi agli arresti domiciliari per aver trasformato il loro negozio in una sorta di base di riciclaggio per le carte rubate dai borseggiatori in città, è diventata oggetto di una canzone, il cui autore resta anonimo. S'è nata un'amicizia, i c'era affezionati, i se scambiava i doni, ma i zere stai fregati. Ma se da un lato può strappare un sorriso, dall'altro evidenzia l'assessore al commercio, l'amarezza è tanta. Di questa canzone sì, possiamo sicuramente scherzarci sopra, ma sui fatti accaduti assolutamente no, perché l'amarezza è enorme da parte di tutti i veneziani, perché è stata infangata la nostra bellissima Venezia, una città unica al mondo che viene infangata con questi atti incredibili, insomma, per tutto quello che il veneziano fa per contrastare proprio questi fenomeni. Per Costalonga è stato il peggiore dei tradimenti. È un tradimento appunto a Venezia e ai veneziani, e la cosa che un po' dà fastidio è che molto probabilmente c'è la consapevolezza da parte dei veneziani che saranno solo gli italiani a pagare le conseguenze di questi atti. La certezza della pena non può essere solo per gli italiani, deve essere anche verso queste persone che delinquono, che continuano a fare borseggi, i borseggi che purtroppo abbiamo necessità di cambiare le leggi, purtroppo siamo diventati troppo buonisti e questo buonismo porta a tutti questi fenomeni che sono devastanti per la nostra bellissima città. Notizia di cronaca di poco fa: un uomo di 51 anni è stato colpito da bottigliate da parte di un clochard in piazzale Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia, soccorso in un lago di sangue dal suo, ma è stato portato in ospedale. Queste le foto che ci arrivano proprio ora in redazione, lo vedete, i fendenti che hanno causato poi i lividi. Il signore è stato soccorso. La morte a Vidor di Alex Marangon, finalmente sono arrivati i reagenti chimici per completare gli esami tossicologici. Sono finalmente disponibili i reagenti chimici che serviranno per completare i test tossicologici sui campioni prelevati in sede di autopsia dal corpo di Alex Marangon, il 25enne di Marcon, scomparso la notte tra il 29 e il 30 giugno dell'anno scorso all'abbazia di Vidor durante un rito sciamanico e ritrovato poi morto nel Greto del Piave. Gli esiti tra un paio di settimane. La procura di Treviso potrà così chiarire alcuni aspetti ancora dubbi: se il ragazzo abbia veramente bevuto l'ayahuasca, il decotto
foto di erbe con potenziali effetti allucinogeni e se questo possa aver interagito con altri stupefacenti assunti in precedenza, tra cui, rilevati con certezza, MDMA e cocaina. I 20 partecipanti al rituale hanno confermato di averlo assunto l'ayahuasca, ma su 19 di loro ha avuto solo effetti lassativi. Soltanto uno ha raccontato di allucinazioni. Se l'effetto su Marangon fosse stato il medesimo, se il 25enne fosse piombato in stato confusionale, troverebbe una spiegazione la caduta dal dirupo da cui si presume sia precipitato nel fiume, anche perché l'esame del telefono e dei diari del ragazzo non ha fatto emergere nessuna volontà suicida. Il maltempo, cavarzere, tempesta nel tardo pomeriggio che ha portato in poco tempo all'allagamento di strade e campi. La centrale dei Vigili del Fuoco è stata presa d'assalto con richieste di soccorso per allagamenti e rami abbattuti. Nelle prossime ore sono previste ulteriori precipitazioni tra la notte e le prime ore del mattino di domani. Il sole dovrebbe tornare invece da questo fine settimana. C'è soddisfazione per la liberazione di Alfredo Schiavo, da 5 anni detenuto nelle carceri venezuelane, uno spiraglio di luce per la famiglia Trentini. Venezia attende con trepidazione e speranza sviluppi che possano portare al più presto alla liberazione di Alberto Trentini, il cooperatore italiano 45enne originario dell'isola di Venezia, che si trova in arresto in Venezuela a Caracas dal 15 novembre 2024, dove era arrivato per portare aiuto ai disabili. La liberazione di Alfredo Schiavo, prigioniero anche lui in Venezuela, fa sperare in una soluzione anche per Alberto, come esprime il consigliere comunale delegato del sindaco all'isola, Alessandro Scarpamarta. Liberazione di Alfredo Schiavo, detenuto in Venezuela da 5 anni. Naturalmente un ringraziamento va alle autorità italiane, a tutte le persone, il governo che ha lavorato per questa liberazione. Tutto questo fa ben sperare anche per il nostro connazionale, il nostro veneziano dell'isola di Venezia, Alberto Trentini. Tra l'altro va ricordato anche che domenica 11 a Venezia ci sarà un corteo acqueo, quindi organizzato dagli amici di Alberto Trentini, dalla famiglia, e ci auguriamo che al più presto arrivi anche questa bella notizia. Il ringraziamento va a tutti coloro che in molti modi si stanno impegnando. Non solo lavoro, ma lavoro di qualità. La vigilia del congresso regionale, la CISL del Veneto fa il punto. Per il Veneto non può esserci futuro senza lavoro, ma soprattutto senza qualità del lavoro. È da questo presupposto che partiranno i quasi 400 delegati attesi al 14° congresso regionale della CISL, in programma a Mogliano tra il 15 e il 16 maggio. Da Mestre, il segretario generale Massimiliano Paglini fa il punto su una situazione economica in chiaroscuro, sospesa tra gli scossoni che agitano lo scenario internazionale e la rivendicazione da parte del governo di un'occupazione mai così alta. La verità è che siamo a livelli di percentuali di disoccupazione bassissime come non si erano mai visti in questo paese, ma sono legati anche alla dinamica demografica. Noi vediamo un'emergenza demografica, cioè abbiamo sempre meno lavoratori a disposizione, tra l'altro che stanno invecchiando, e quindi anche con un problema di come si starà nei luoghi di lavoro da qui ai prossimi anni, la sicurezza, le tutele della persona nei luoghi di lavoro. Quindi diciamo che la lettura è sempre ambivalente. Ma che genere di occupazione c'è in Veneto? La domanda sorge spontanea di fronte al continuo esodo di giovani, spesso ad alta specializzazione, soprattutto verso l'estero. Io credo che ci sia una questione legata alla qualità del lavoro che oggi viene offerto, che è un lavoro che troppo spesso è frammentato, è saltuario, e noi abbiamo bisogno di dare certezze ai giovani di stare nel lavoro sentendosi partecipi della dimensione aziendale e della dimensione dei luoghi di lavoro pubblici. Per dare futuro al lavoro, sostiene la CISL, bisogna dare spazio ad una di quelle caratteristiche che storicamente, secondo il sindacato, si rivelarono decisive nell'impetuoso sviluppo economico che attraversò il Veneto nei decenni scorsi, la partecipazione dei lavoratori alla vita dell'azienda. Cambiamo argomento, anche le penne nere veneziane pronte alla dunata di Biella. Manca sempre meno alla 96esima adunata nazionale degli alpini di Biella. Strade e piazze sono chiuse, la città si prepara ad accogliere oltre 400.000 persone. Come sempre non mancheranno le penne nere veneziane. Uno dei nostri vessilli è già sulla strada, con un gruppo di alpini in armi e di altri camminatori sta andando a Biella a piedi. È una cosa che fanno ogni anno.
e noi partiremo domani, da domani cominciamo a partire per fare il nostro campo Venezia a Mongrando, e lì speriamo di essere più o meno all'altezza degli anni scorsi su una quarantina di alpini, e poi speriamo che vengano anche in altro modo anche per la sfilata. Speriamo di arrivare a un'ottantina. Non sono molto ottimista perché abbiamo avuto delle difficoltà nell'organizzare il pullman, tant'è vero che non siamo riusciti a farlo. Ma anche se in numero inferiore rispetto alle adunate precedenti, le penne nere veneziane sfileranno orgogliose al motto Alpini portatori di speranza, con una piccola modifica. Ispirato al motto della dunata che ci è stato comunicato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che è Alpini portatori di speranza, abbiamo pensato a questa formula: 33 infiniti passi verso la speranza, dove 33 è il titolo della nostra marcia. Lo sfilamento sarà seguito come sempre in diretta dalle nostre emittenti. E infatti la diretta comincerà già da venerdì, seguiremo con Antenna 3 come sempre il racconto del primo giorno, venerdì, della grande festa, invece sabato si entrerà nel vivo con i collegamenti dai nostri inviati per tutta la giornata fino alle 23, infatti una prima serata sarà dedicata agli alpini e domenica la giornata clou con lo sfilamento delle 80.000 penne nere del Veneto fino al passaggio della Stecca a partire dalle 7:30 del mattino. Apriamo la pagina culturale da Marghera al centro storico di Venezia per la 19ª mostra internazionale di architettura della Biennale. Oltre 750 partecipanti da 66 paesi che presenteranno più di 280 progetti speciali, distribuiti tra giardini e arsenali in centro storico, ma anche università e meno convenzionali, compresa la terraferma. Nella prima giornata di anteprima, già 1000 sono gli accreditati arrivati da tutto il mondo. La 19ª esposizione internazionale di architettura della Biennale di Venezia, curata da Carlo Ratti sotto il titolo di Intelligence, aprirà sabato al pubblico fino al 23 novembre 2025. Al centro dell'arsenale c'è un grande spazio, lo chiamiamo lo Speaker's Corner, un'arena dove tutti i giorni all'apertura, ma anche dopo, ci saranno un evento dopo l'altro. Di nuovo un modo per portare al centro dell'arsenale quel dibattito che in passato era limitato agli architetti e che oggi si apre prima di tutto ai veneziani, alle università, agli studenti e anche a grandi organizzazioni da tutto il mondo. Quanti sono i padiglioni presenti? Il più grande numero di padiglioni presenti, 65 padiglioni presenti, che prima volta, un po' come fecero nel 2014 con Rencuras, parlano la stessa lingua, che seguono per la maggior parte il grande tema One Place, One Solution, soluzioni da tutto il mondo, e in qualche modo aiutano e contribuiscono. In terraferma con Margherissima trova spazio un'installazione presente nella polveriera di Forte Marghera. Un grande onore, un grande piacere vedere la Biennale a Marghera, vederla a Mestre, vedere come riusciamo, dopo anni di discussioni che ho portato, che ho fatto, di insistenze, vedere adesso questo presidente Buttafuoco che ci crede, che sempre di più è convinto, e portare qui delle grandi esperienze internazionali dell'architettura, in questo caso un collettivo inglese, venite a Forte Marghera a vedere anche le provocazioni che hanno fatto su un luogo così delicato. Io di questo non sapevo nulla, ma a fatalità sono sempre al centro dell'attenzione. C'è un'area che è sempre coinvolta, è sempre quella dei Pili e tutta la zona intorno, Parco San Giuliano eccetera. Però la cosa per cui la mia unica colpa, come sempre sono imputato, è di essere proprietario dell'area. Non so che colpa abbia una persona così, però è così. Invece mi prendo il merito di aver appunto sviluppato e trascinato la Biennale in questi territori. Al via la 6ª edizione del Giardino Ritrovato, socialità, beneficenza e promozione del territorio. Presentata la nuova edizione del Giardino Ritrovato. La manifestazione coinvolge 13 associazioni e promuove la solidarietà e il senso di comunità. Un numero in crescita che crea di volta in volta nuove relazioni e collaborazioni. Gli appuntamenti sono per sabato 10 e domenica 11 maggio. Il nostro progetto Giardino Ritrovato era nato per rivitalizzare quel giardino di via Torre Belfredo che era un po' così abbandonato. Dopodiché il nostro progetto si è leggermente evoluto proprio anche sulla spinta dell'amministrazione comunale, proprio per dare un risalto alle associazioni che operano nel nostro territorio, e soprattutto perché
diventa un momento anche di incontro. Mercatini, stand gastronomici, giochi e momenti di incontro. Un progetto solidale nato a Mestre per valorizzare il parco di via Torre Belfredo, coinvolgendo associazioni, volontari e cittadini che parteciperanno per sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno di cause sociali. Io credo che questo sia l'esemplificazione di quella che è la parte buona della città, cioè la capacità di aggregare le associazioni e di lavorare per dei risultati comuni. È un divertirsi, uno stare in compagnia, un condividere dei progetti e risultati. Si chiude così il telegiornale di Venezia, grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti. L'augurio di una buona serata, arrivederci.